Buonasera. Il Tribunale di Tel Aviv ha condannato a 7 anni di carcere l'ex presidente della Repubblica Israeliana, il 65enne Moshe Katsav, per stupro e violenza sessuale nei confronti di alcune sue collaboratrici quando era presidente della Repubblica. Il primo ministro israeliano Netanyahu del Likud, lo stesso partito di Katsav, ha così commentato la sentenza: è un giorno d'orgoglio per il nostro sistema giudiziario. L'attuale capo dello Stato israeliano, Moshe Shimon Peres, che ha sostituito la carica Katsav quando si dovette dimettere per queste accuse, ha dichiarato: pur essendo un momento di vergogna e di tristezza, è tuttavia il giorno in cui si è data prova che il nostro sistema giudiziario non ammette corsie preferenziali per i politici. La leader del partito di opposizione Levini su questa sentenza ha detto: il nostro sentimento non è certo di gioia nell'apprendere che un Presidente della Repubblica andrà in carcere per stupro, ma siamo soddisfatti nel constatare che nessuno si può sottrarre alle leggi. Martedì 23 marzo, il giorno in cui il Tribunale si è pronunciato, tutte le televisioni israeliane hanno interrotto i programmi per dare la sentenza di condanna in diretta. E ora facciamo un gioco, trasportiamo questo fatto nel nostro paese, vediamo cosa sarebbe accaduto se questo fosse avvenuto da noi. Sicuramente il personaggio politico con un ruolo istituzionale importante tuonerebbe assieme ai suoi compagni di partito contro la magistratura, accusandola di complotto ai suoi danni, di essere comunista e quindi faziosa. In Parlamento la maggioranza si presterebbe immediatamente a licenziare una leggina su misura per toglierlo d'impiccio, magari depenalizzando, come in questo caso, lo stupro o la violenza sessuale. Oppure non concedendo l'autorizzazione a procedere, oppure bloccando il processo con qualche legittimo impedimento, oppure diminuendo i tempi di prescrizioni. Insomma, questa casta politica che ci governa vuole essere al di sopra delle leggi, come era il Re Sole di Francia. Purtroppo in questo disgraziato paese vige un'etica pubblica rovesciata rispetto a tutte, sottolineo tutte, le democrazie occidentali. Essere indagati oppure imputati o anche condannati sono titoli di merito. L'ultimo esempio è la nomina di Saverio Romano a Ministro dell'Agricoltura. Questo romano siciliano, deputato eletto nelle file dell'UDC, è passato con la maggioranza berlusconiana con i responsabili, ma forse è meglio dire con i disponibili, ed è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. Ma ci pensate, in un altro paese del mondo democratico un personaggio sospettato di reati così gravi potrebbe essere nominato ministro? Certo, con un Presidente del Consiglio che è imputato in ben 4 processi, Romano deve ancora mangiare un bel po' di polenta per poterlo raggiungere almeno processualmente. Per cui se l'etica pubblica e la classe politica in Israele fosse simile a quella italiana, molto probabilmente gli israeliani avrebbero ancora come Presidente della Repubblica uno stupratore. E allora riflettiamo, se Berlusconi è certo di essere del tutto estraneo alle accuse che gli vengono mosse dai pubblici ministeri, si presenti davanti ai giudici, si difenda nei processi e non dai processi o con quei ridicoli messaggi audio e video diretti ai suoi supporters e poi ripresi da tutte le televisioni. Non imbrogli i cittadini come lunedì scorso per il processo Mediatrade, dove ha voluto essere presente in aula anche se, trattandosi di un'udienza preliminare, non era previsto nessun suo intervento, per cui la sua presenza era solo simbolica e poteva starsene a casa, ma lui voleva dimostrare di non avere timori per i suoi processi. E allora vediamo se è vero. Vedrete, accetto scommesse, quando inizieranno i processi Mills e Rubygate si nasconderà dietro qualche fasullo legittimo impedimento, mentre dovrebbe presentarsi in tribunale e farsi processare rinunciando pure alle prescrizioni. Gli italiani vogliono sapere se sono governati da un mascalzone o da un galantuomo. L'articolo 157,7 del Codice Penale dice: la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. Per cui vada in tribunale, richieda la presenza anche delle telecamere per dare massima visibilità al dibattimento processuale e sicuramente, visto il gran numero di ottimi avvocati che lo difende, non avrà problemi a dimostrare la sua innocenza. In tal caso la sua credibilità aumenterebbe a dismisura e potrebbe, a ragione, affermare di essere un perseguitato da giudici incapaci, comunisti e quindi faziosi. Ma perché tutto ciò si avveri, naturalmente non deve dire semplicemente di essere innocente. Questo lo dicevano anche Al Capone, Totò Riina, il mostro di Firenze. Innocente lo deve essere veramente e questo lo può sentenziare solo il tribunale, un tribunale. Così funziona in tutti i paesi democratici del mondo. Arrivederci a mercoledì prossimo.